diretto delle 9:29 è arrivato da Forlì l'ingegnere Vladimiro Zonzombetti. Zonzombetti Vladimiro si presenta, sono qui. Sentite signori, venga a chiedervi ragione. Come mai la mia metà, da 3 mesi a questa parte, le di vostra proprietà, che va vita mi sengà? C'ha sposato in società? No, no, datemi Elisabetta. La vo, io senza Elisabetta, che fo, e mia moglie, capite, la voglio, mi spetta, datemi Elisabetta, Zonzombetti e la bella Elisabetta si adoravano però, un bel dì lei se ne andò, parlerò, fino a che mia moglie avrò, Elisabetta, torna con me, Elisabetta, torna con me, sentite signori. Al diretto delle 20:41 devo andare a Cefalù per cercare mia cognata immacolata, che di casa se n'è andata e non è tornata più. Sentite signori, un mio zio scultore in legno si voleva suicidare e sua moglie il mese scorso è scappata con papà. Voi tenete Elisabetta e che volendo combinare? No, adame Elisabetta, la vo, io senza Elisabetta, che fo, e mia moglie, capite, la voglio, mi spetta, datemi Elisabetta, Zonzombetti e la bella Elisabetta si adoravano però, un bel dì lei se ne andò, parlerò, fino a che mia moglie avrò, Elisabetta, torna con me, Elisabetta, torna con me, sentite signori. Mi tenevano una muscella tanta cara, ma coccava insieme a me, s'arrubava in piezze di carne genovese e col gatto di un marchese è scappata e più non c'è. Sentite signori, mi è rimasta sola la nonna, 80 anni su per giù, a fornire che va a casa, anche a essa trovi più, ma che sto miete selvaggi, ma che sto miete azzurro, no, datemi Elisabetta, la vo, io senza Elisabetta, che fo, e mia moglie, capite, la voglio, mi spetta, datemi Elisabetta, Zonzombetti e la bella Elisabetta si adoravano però, un bel dì lei se ne andò, parlerò, fino a che mia moglie avrò, Elisabetta, torna con me, Elisabetta, torna con me, perché non torni Elisabetta, perché non vuoi tornare a me, Elisabetta.